Se soffri di insonnia è molto importante che prima di andare a dormire svuoti le tue preoccupazioni su un foglio. Fai una lista di quelle preoccupazioni e mettila su una griglia. A sinistra metti i pensieri, le preoccupazioni, a destra le soluzioni. A sinistra dove ci sono le preoccupazioni, per esempio se stai rimuginando in un problema che potresti portartelo dietro a letto, scrivi semplicemente una parola chiave che ti ricorda del problema sulla sinistra e sulla destra del foglio le soluzioni, metti una o due step necessari per la risoluzione di questo problema. Se questa preoccupazione o problema non lo riesci a risolvere perché è un qualcosa che non hai la soluzione, scrivi semplicemente non ho ancora la soluzione, oppure devo chiedere a questa persona, oppure devo ripensarci ancora un po'. Idealmente questo cosa succede? Cosa fa? Che questo, diciamo, esercizio ti distacca dal problema stesso perché l'hai scritto su un foglio. E idealmente quando vai a rimuginare a letto di questo problema, l'hai già risolto, mezzo risolto, diciamo scrivendolo nel foglio. Questa è una delle soluzioni che io ti propongo. Ce ne sono almeno altre 9 o 10 che ho parlato in un video integrale nel mio canale YouTube. Un'altra soluzione che mi viene da dirti è quella del andare a farsi una doccia calda, prima di andarsi ad addormentare. Questo cosa succede? Cosa fa nel corpo? Ti aiuta a raffreddare il corpo. Quando il corpo si raffredda, dopo quindi la doccia calda, succede che dà un segnale al tuo cervello, al sistema nervoso, che è in una fase di rilassamento. Questo è molto importante per addormentarti. Un'altra cosa molto importante è non evitare la sudorazione durante la fase di addormentamento, perché porta a riscaldare il corpo e questo è proprio il contrario di quello che ci serve, perché ti ho detto appunto della doccia calda e raffreddamento dopo. Noi dobbiamo portarlo in raffreddamento. Il riscaldamento è una cosa naturale che arriverà da dentro il tuo corpo intorno alle 5, le 6 del mattino, infatti ci sarà una sveglia naturale in quel senso. Per altri accorgimenti guarda il mio canale YouTube, perché uno degli ultimi video, se non la prossima settimana, troverai proprio questo video sull'insonnia.